Buongiorno, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Partiamo subito con Focus TG. Vediamo una storia sconcertante che riguarda il comandante dei Vigili di Venezia, il comandante Agostini, che ha scritto un post: dovevo arrivare a quasi 63 anni per comprendere cosa prova una donna molestata quando gli palpano il sedere. Questo è stato il suo post e la notizia è che è stato molestato alla festa di Armani. Mi hanno palpato il sedere più volte. Sentiremo in diretta Ilaria Marchiori su questa storia e avremo in diretta il comandante Agostini proprio per capire che cosa è successo. Ha parlato di un ventenne, di un ragazzo, l'avrebbe palpeggiato ben 5 volte e certo ci si aspetterebbe da parte del capo della polizia locale una reazione che non c'è stata, perché a suo dire era meglio evitare che ci fosse poi il trambusto che sarebbe seguito ad una reazione del genere. Io andrei con Francesco Ceron. Chi c'è con te, Francesco, oggi in regia? C'è Alberto, il mitico Alberto Pivetta. Andiamo a vedere sui migranti. C'è un servizio, abbiamo una diretta con Luisa Bertini, perché sui migranti ovviamente c'è uno scontro politico, ci sono sindaci che li vogliono, altri sindaci che non li vogliono, anzi sono la gran parte i sindaci contrari all'accoglienza diffusa. A Vicenza, anzi a Sovizio, è da lì il collegamento, è stato trovato un accordo tra comune e prefettura per ospitare i migranti nelle case confiscate alla mafia. Ci racconta tutto Luisa Bertini con il sindaco. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Sovizio in compagnia con il sindaco Paolo Garbin, perché c'è un'evoluzione relativa ai profughi. Lo ricordo, il mese scorso tra i comuni del Vicentino, che avevano destato scalpore perché erano stati, lasciati sotto i municipi dei profughi, l'evoluzione che c'è stata è relativa ad un accordo firmato e siglato insieme alla prefettura. Di cosa si tratta? Abbiamo firmato l'accordo con la prefettura, che ci ha proposto qualche settimana fa, quando ci siamo trovati in prefettura, e abbiamo trovato la quadra per poter ospitare questi 3 migranti, che ad oggi sono ospitati presso una famiglia per il mese di agosto, fin tanto che poi non li trasferiremo sui nostri appartamenti che abbiamo, che ci sono stati dati come beni sequestrati, affidati a noi dall'Agenzia dei Beni Relativi, per cui li ospiteremo in queste stanze. Quindi appartamenti sequestrati alla mafia che adesso saranno a disposizione dei profughi. Al momento voi ne avete 3, ma sarete disposti ad accoglierne per un massimo di 6? L'accordo con il prefetto sono di 6 persone su 2 appartamenti, 3 e 3, mentre abbiamo altri 3 appartamenti a disposizione, ma che utilizzeremo per i cittadini di Sovizio che hanno delle necessità locative. E a proposito dell'inserimento nella socialità di questi ragazzi, voi avete pensato anche a delle attività? Certo, l'accordo prevede che ci sia un affidamento a un ente gestore. Abbiamo la cooperativa Pari Passo che se ne sta occupando, e lì uno degli accordi, oltre all'ambientamento, l'italiano, capire dove sono, è quello di metterli a fare un'attività sul territorio. Sarà un'attività di volontariato all'inizio, perché di fatto non hanno il permesso di soggiorno, non possono ottenere un posto di lavoro, ma l'attività di volontariato questa sì, la possono fare, la possono svolgere sempre con un accordo a triangolare noi, la cooperativa e la prefettura. Ecco, voi intendete farli un po' lavorare in quelli che sono i beni del territorio? Di posto per lavorare, sia da un punto di vista di volontariato che di personale, ne abbiamo sempre bisogno. Ci sono aree verdi da sistemare, cigli stradali, cimitero, che potranno essere collocati i nostri 3 migranti che ci sono stati affidati.
Ecco, io ricordo che questo è il primo importante passo, il primo protocollo siglato in questi termini, quindi beni sequestrati alla mafia che serviranno per l'accoglienza migranti. Ringrazio il sindaco Paolo Garbini e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini. Andremo poi in diretta a Cartura nel Padovano perché c'è stato un assalto in villa, le persone che sono state rapinate e picchiate da 4 rapinatori hanno parlato di persone straniere, svuotata una cassaforte, insomma una rapina violenta. Ci collegheremo più tardi con Francesco Rattai e purtroppo va detto sempre molti stranieri al centro di queste vicende di cronaca. La tabaccaia uccisa a Foggia a coltellate è stata assassinata da un marocchino e ieri Sainz, il pilota della Ferrari, dopo aver conquistato il 3° posto a Monza, a Milano, uscendo da hotel è stato rapinato di un orologio che vale 300.000 euro, ha inseguito i ladri e è riuscito poi insieme alla polizia a farli arrestare. Anche in questo caso si trattava di migranti. Vediamo dopo il colpo di agosto a Borgoricco. 2 giorni fa la banda del SUV ha colpito a Vigonza. 4 sono le persone molto distinte a bordo di questo grosso mezzo nero che hanno razziato una abitazione nel tardo pomeriggio. Servizio di Chiara Gaiani. Si vede anche l'erba un po' pestata e sono usciti da qui. Nessuno si è fatto male, ma per l'ennesima volta questa abitazione di via Tintoretto a Vigonza, dove Chiara Camporese Bellini vive con la famiglia, è stata razziata da una banda di ladri che già avrebbe commesso un colpo a Borgoricco. Agiscono in 4, distinti. Il palo è alla guida di un SUV scuro. È un SUV nero, praticamente nuovo, un SUV veramente lucido, che qui con la terra insomma si sporca, proprio pulitissimo, e adesso il modello non saprei, però è sicuramente molto, molto distinto, anche lui vestito, anche gli altri, pantaloni scuri, gilet, camicia, berrettino, comunque sempre sembra quasi una divisa. Un colpo da manuale eseguito con calma, con i ladri entrati forzando il portoncino d'ingresso e usciti dalla finestra del bagno lasciata aperta. Freddo e lucido il palo alla guida del SUV che la mamma, rincasata poco prima di Chiara, aveva addirittura chiesto se avessero camere da affittare. Sulle 19:15, allora 19:15 mia mamma è tornata dal lavoro, che abbiamo la serra qui di fronte, e io dopo 5-10 minuti sono arrivata anch'io e qui praticamente ho visto sto SUV parcheggiato. Ho detto che strano, perché sì, non siamo in città che parcheggiano le macchine davanti ai cancelli, e infatti volevo quasi chiedere, non so, le serve qualcosa, e visto che digitava qualcosa sul telefono, e invece mia mamma mi dice no, entra, chiudi il cancello. Ho detto che strano, e fatalità, e infatti dopo poco sono entrata, chiudo il cancello e vedo che parte lui e sì, con calma, molto tranquillamente, non da fuga, e si dirige verso appunto lo stop, e dopo ho visto gli altri che scavalcavano e scappavano. Sì, ma con molto calma. In casa Chiara e la mamma hanno trovato un disastro, tutto rovesciato, armadi aperti per un bottino di poche centinaia di euro. Oro non ne abbiamo più, racconta sconsolata, perché purtroppo non è il primo furto subito dalla famiglia, proprietaria della vicina serra, in casa e anche nell'attività. Il fratello ha cercato di aggiustare il portone, ma adesso resta la paura. Di notte dice pure che ritornano, devi comunque blindarti dentro, ed è uno schifo, perché cioè, uno lavora per poi ridursi così, proprio non va bene, no. Servizio di Chiara Gaiani. Adesso andiamo a Cartura, sempre nel Padovano, dove c'è stata una violenta rapina ai danni di 2 coniugi proprietari di una villa, assaltata questa villa da un commando di 4 banditi, una rapina violenta. Ci colleghiamo in diretta con Francesco Rattai. A te la linea, Francesco. Sì, buongiorno da Padova, anzi da Cartura. Siamo insieme a Roberto Martello, siamo a casa sua perché il signor Martello sabato sera ha subito una violenta rapina. Lui e il suo figlio hanno cercato anche in qualche modo di bloccare questi malviventi che si sono introdotti in casa sua.
e ne sono usciti feriti. Signor Martello, una prognosi, pensate, di 10 giorni, refertata dal pronto soccorso di Schiavonia. Signor Roberto, cos'è successo sabato? Allora, io mi trovavo qui fuori, erano le 8:40 così, un quarto d'ora col telefonino in mano, stavo seduto. Verso le 9 sono entrato perché un po' zanzare così che ti disturbano. E vado dalla moglie che era seduta nel divano, che guardava la televisione, automaticamente chiudo la porta, non l'ho chiusa a chiave, perciò era chiusa ma non a chiave. Mentre stavo parlando con la moglie, le facevo vedere che avevo visto sul telefonino delle foto così, giro la testa e mi vedo davanti 3 persone incappucciate, vestite di nero, molto alte anche di statura, 2 sicure belle alte. E da là è cominciata un'aggressione, perché abbiamo detto cosa vuole che è questo, e ci hanno minacciati continuamente. Io sono andato con un amato per difendermi, per scoprirgli la faccia, lui ha dato uno spintone a mia moglie, automaticamente arriva mio figlio che si trovava in studio perché ha sentito dei rumori e anche lui l'hanno buttato per terra. E mio figlio ha cercato anche lui di aggredire via, ma loro avevano un coltello, un cacciavite e una quarta persona purtroppo che abbiamo vista dopo, quando è scesa, perché al momento non l'avevamo vista, è andata sul piano superiore dove dormiamo, ha rovesciato tutto e sui cassetti via, ci ha portato via tutto quello che ha trovato dentro. La cosa che lascia perplessi è proprio la violenza con cui siete stati... Perché una parola non si poteva dire, niente si poteva dire, abbiamo detto ma non c'è niente, che anche quella cassaforte che l'hanno tagliato col flessibile via, ma non c'è niente dentro perché non tenevamo tranne un po' di oro, qualcosa così, ricordi insomma di quando... Niente. Mi hanno aggredito addirittura con un pentolino di rame. Sì, hanno staccato dal muro che avevamo dove viviamo, ecco, abbiamo così, e hanno staccato un pentolino e me l'ha dato sulla testa, me l'ha dato sulla spalla, mio figlio 2 botte sulla testa anche, e più l'hanno buttato a terra che adesso zoppica un po', insomma anche lui sembra che fratture non ce ne sia. E dopo, prima di andare via, sull'arco di 20 minuti, mi ha dato strappato, aveva una catenina al collo, me l'ha strappata, e più anche a mia moglie le ha preso la mano, le ha portato via anche l'anello che aveva al dito. Automaticamente quella quarta persona che era al piano superiore aveva già preso le chiavi della macchina e si trovavano là nell'entrata. La macchina è andata in moto, sono saliti tutti e il telecomando del cancello era nella macchina, si sono aperti, sono scappati con le luci spente. Io sono corso dietro fino al cancello, automaticamente mio figlio ha chiamato subito 118, 112, insomma tutto, là si è mosso tutto e noi ci hanno portato al pronto soccorso e adesso ci sono delle indagini e via, non si sa. Sono stati 20 minuti di terrore. 20-25 minuti di terrore proprio, guarda, perché quando uno davanti con un coltello e un cacciavite, insomma non c'è niente da dire. Però e noi non sapevamo niente perché ci hanno incastrati che non potevamo muoverci. Ecco, questa è la testimonianza del signor Roberto, un momento molto toccante. Sapevano dove agire però queste persone? È una domanda che ha risposta da come sono scesi, sembra persone come avessero conosciuto, che conoscevano a casa, non so. Nonostante che noi non facciamo mai entrare nessuno, tranne i nostri parenti più stretti e via, insomma fratelli, sorelle, ecco, ma no, estranei via, in casa mia non è mai entrato nessuno. Signor Roberto, ma adesso cosa pensa di fare? Pensa di aumentare la sicurezza? Tenteremo anche questo, studieremo qualcosa, parleremo con qualcuno, non so, anche delle telecamere, oltre l'antifurto esiste già e via, ma normalmente lo metti quando vai via, quando sei in casa, per abitudine, forse bisognerebbe anche. Signor Roberto, come sta adesso? Psicologicamente sono ancora un po' abbattuto perché non riesco a dormire via. Il dolore alla spalla, non riesco a alzare il braccio, questo lo muovo un po' perché ho ancora un dolore anche. E qua adesso ho cambiato cerotto anche stamattina, mi hanno detto di tenere, non bagnare. È dura. È dura, ecco, ha capito, psicologicamente non lo so. Sono più i danni psicologici che quelli fisici. Ecco. Beh, augurando al signor Roberto una pronta guarigione
noi restituiamo la linea allo studio. Grazie molto a Francesco Rattai, al signor Roberto, alla sua famiglia, molta solidarietà, anche la disponibilità a farsi intervistare dopo dei traumi del genere è molto apprezzabile, siamo riconoscenti a tutti coloro che collaborano con i giornalisti anche in queste circostanze. Andiamo adesso a Vicenza a proposito di degrado e di violenza. A Campomarzo continuano i controlli contro lo spaccio di droga. Il questore Paolo Sartori ha dato un altro giro di vite. Sentiamo il servizio di Carlo Alberto Inghilleri. La lotta al degrado concentrata nelle zone di Vicenza dove più alto è l'allarme sociale si è concretizzata materialmente nel fine settimana con l'ultima operazione di polizia disposta dal questore nei luoghi da dove provengono maggiori segnalazioni dei cittadini. Concordati in sede del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, gli agenti hanno intensificato presenze e attività nel centro storico e nelle aree a ridosso di alcuni centri commerciali, dove anche recentemente ragazzi minorenni sono stati vittime di attività delittuose scongiurate con l'arrivo delle forze dell'ordine. Campomarzo e il Quadrilatero si confermano in testa alla priorità, ma in questo weekend le pattuglie hanno ispezionato anche 3 quartieri caldi, San Pio X, Ferrovieri e Laghetto. Posti di controllo sono stati disposti nelle ore serali e notturne lungo le principali arterie stradali, presidiando Ponte degli Angeli, Viale San Felice Fortunato, Riviera Berica e Giardini Salvi. 63 le vetture controllate, 152 persone identificate, di cui 85 stranieri e 41 pregiudicati. Al termine dell'attività sono stati disposti 3 allontanamenti dal territorio nazionale per pregiudicati stranieri irregolari in Italia, tra cui a un 38enne arrestato circa una settimana fa proprio a Campomarzo per spaccio di stupefacenti e appena scarcerato. 5 fogli di via dal comune di Vicenza per soggetti socialmente pericolosi con l'obbligo di non ritornare nel capoluogo berico per un periodo di 3 anni. 5 avvisi orali per cittadini italiani stranieri con precedenti penali per reati contro il patrimonio, la persona e lo spaccio di stupefacenti. Il servizio era di Daniele Garbin della nostra redazione di Vicenza. Andiamo avanti con una serie di incidenti davvero impressionante. C'è stata un'ennesima tragedia sul Garda in un'estate segnata già dalla morte di Anna Lorenzi e Francesco Zanetti. È stato trovato senza vita in serata alle 21:30 circa il 27enne che era disperso nel lago. A perdere la vita questo giovane di origine senegalese, tuffatosi e non riemerso sulla sponda veronese del Garda. Il ritrovamento è avvenuto dopo 7 ore di febbrili ricerche, era adagiato sul fondo a 18 metri di profondità e a 330 metri dalla costa da parte dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Trieste. L'allarme era scattato intorno alle 14:30 alla sala operativa della Guardia Costiera di Salò. Una richiesta di soccorso da parte del comandante di una nave da mini crociere partita da Peschiera che si era fermata a largo di Punta San Vigilio per far fare un bagno a un folto gruppo di turisti presenti a bordo. Dopo essere entrati in acqua però uno dei ragazzi del gruppo, che stando ai racconti si era tuffato dalla murata del battello, non è più riemerso. Questo era questo ragazzo senegalese. Vi dicevo, sempre tanti stranieri al centro di queste vicende di cronaca. E intanto proseguono le ennesima tragedia. No, scusate, andiamo avanti con Nicola Zanetti perché c'è un servizio sulle ricerche da parte dei Vigili del Fuoco di un 14enne che è scomparso da una spiaggia libera intorno alle 19:30 di sabato a Gorino, Veneto, alla foce del Po di Goro. Al lavoro la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Adria, unità cinofile, dronisti, sommozzatori del nucleo regionale, l'unità di comando locale con 2 operatori esperti in topografia applicata a soccorso e anche l'elicottero del reparto volo di Venezia. Sul posto anche il funzionario di guardia del comando di Rovigo. Nella notte sono state impegnate l'imbarcazione della Guardia Costiera di Chioggia e Porto Garibaldi e l'elicottero della Guardia di Finanza e per ora non ci sono state
non ci sono state novità in queste ricerche. Adesso ci colleghiamo telefonicamente con Lorenzo Maier, che al Lido di Venezia sta seguendo la mostra del cinema di Venezia, l'80ª edizione di questa mostra, e poi parleremo del red carpet, delle star dei film. Adesso c'è una notizia di cronaca, perché proprio al Lido di Venezia è stato arrestato un giovane attore accusato di abusi sessuali. Raccontaci tutto, Lorenzo. Buongiorno direttore, a te e ai nostri telespettatori. Sì, è un attore televisivo, Gabriel Guevara, che era qui alla mostra di Venezia, non per partecipare alla mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ma per prendere parte come premiato a una delle iniziative collaterali che non sono organizzate direttamente da Biennale, ma che sono comunque una consuetudine del festival. Questo Award, i premi che ogni anno vengono dati alle eccellenze delle serie televisive piuttosto che agli sportivi, con il red carpet e con anche la premiazione poi in sala Scucchi qui all'Eccelso. Durante un normale controllo della polizia, delle forze dell'ordine, è risultato al terminale che nei confronti di Gabriel Guevara, questo giovane regista spagnolo, pendeva un mandato di arresto internazionale, e quindi è stato dato corso a questo provvedimento. Ricordiamo, è un'accusa, poi ci dovrà essere tutto lo sviluppo eventualmente processuale. Lui pare che inizialmente abbia negato ogni tipo di addebito nei suoi confronti, ma è stato fermato, e l'organizzazione di questo premio ha fatto sapere che, in attesa di chiarimenti, è stato anche revocato questo riconoscimento che gli doveva essere assegnato. Grazie a Lorenzo Maier da Dio di Venezia. Se ci sono novità richiamaci su questo fatto di cronaca. Oggi poi è la giornata di Woody Allen alla Mostra del Cinema, un film fuori concorso, ne parleremo più avanti. Intanto andiamo avanti con la cronaca. Vi dicevo, tantissimi incidenti, purtroppo la tragedia sull'Ortles, 2 alpinisti che sono precipitati e sono morti. Uno dei 2 scalatori viveva nel Vicentino a Sant'Orso. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri. E di Sant'Orso uno degli alpinisti vittime della tragedia sull'Ortles. Domenica mattina, sulla via normale, a quota 3000 metri, una caduta accidentale sarebbe stata la causa scatenante del dramma, mentre la cordata puntava a raggiungere la vetta della montagna. Improvvisamente uno degli scalatori avrebbe perso l'appiglio e nella caduta sarebbero stati coinvolti gli altri alpinisti. A perdere la vita un 35enne tedesco di Monaco di Baviera e un 46enne romeno che viveva a Sant'Orso, che non hanno potuto frenare la caduta e sono precipitati morendo sul colpo. Recuperati dal soccorso alpino altri 2 scalatori feriti. In regia questa mattina Francesco Ceron e Alberto Pivetta. Andiamo a vedere la tragedia sul Monte Sperone a Sospirolo, dove è morto un 69enne di San Fior, l'imprenditore Maurizio Raccanello. La salma è stata recuperata questa mattina dopo una notte di ricerche, è ruzzolato per oltre 130 metri. L'ultimo messaggio ai familiari poco dopo mezzogiorno. Va tutto bene, scriveva Maurizio Raccanello, imprenditore 69enne residente a San Fiora. Doveva infatti essere un'escursione come tante in zona Croce a Susinna sul Monte Sperone in comune di Sospirolo. Poi il silenzio pian piano diventato assordante nel corso del pomeriggio, fino all'allarme lanciato dal figlio non vedendolo rientrare a casa con il buio. Il cellulare che suona a vuoto, poi il nulla. Le ricerche dell'uomo sono state attivate nel cuore della notte con gli uomini del soccorso alpino di Belluno, supportati dai vigili del fuoco che sono saliti in quota. Una ricerca meticolosa, prima nell'area di Colla del Doff, per poi scendere sul versante opposto lungo la normale al Monte Sperone, controllando così il libro di vetta e i canali verso la Valle del Mis. E questo finché sul filo di cresta i soccorritori non hanno trovato una racchetta abbandonata sul sentiero, un segno che li ha convinti a calarsi per una 60ina di metri. Qui il sospetto diventa certezza, tracce di
di scivolamento e rami rotti evidenziano una traiettoria letale. Il corpo del 69enne viene trovato poco distante, appoggiato a un cespuglio, sarebbe ruzzolato per oltre 130 metri. Scattano le operazioni di recupero, rese difficili dalla vegetazione e inizialmente anche dalla nebbia mattutina. Sul posto, non appena possibile, è arrivato l'elicottero dell'Air Service Center, convenzionato con il soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, che ha sbarcato un tecnico provvisto di motosega per liberare un varco tra gli alberi. La salma, accompagnata anche dai carabinieri, è stata poi portata a Sospirolo. Nel primo pomeriggio la notizia è arrivata a Sanfior. Il figlio ha chiesto tanta riservatezza, ha ringraziato. Comunque anch'io approfitto per mandare le condoglianze alla famiglia e al figlio in particolare, mandando un abbraccio, e chiaramente sono disgrazie che ti toccano con famiglie, con figli in età ancora giovane, così purtroppo dobbiamo ancora una volta stringerci vicino, essere vicino alla famiglia. È davvero troppi incidenti in montagna. Pensate che nell'estate del 2023 di quest'anno il soccorso alpino è intervenuto 500 volte e in questi soccorsi sono importantissimi le geolocalizzazioni, c'è anche un'app che è stata particolarmente utilizzata. Infortuni, perdita di orientamento, allontanamenti da casa, persone disperse sono solo alcune delle situazioni che hanno reso necessario l'intervento del soccorso alpino sulle montagne venete. Oltre 800 gli interventi da inizio 2023, più di 500 da giugno ad oggi. Negli ultimi decenni ci siamo accorti di una sempre minor cultura della montagna. A fronte di un numero sempre maggiore di frequentatori dell'ambiente montano, molte persone la affrontano con condizioni di, non dico superficialità, però di impreparazione, oppure senza aver studiato bene quello che vanno a fare. Restano sempre attuali le raccomandazioni prima di intraprendere un'escursione, come controllare le previsioni meteo, avere con sé le attrezzature e l'abbigliamento corretti, informarsi sul percorso da affrontare, comunicare il tragitto che si seguirà. Ma in supporto di escursionisti e soccorritori anche l'app di geolocalizzazione, da 10 anni in dotazione ai soci CAI, e da quest'anno, grazie alla collaborazione tra Soccorso Alpino, Ministero del Turismo e CAI, resa gratuita per chiunque la volesse scaricare sul proprio cellulare. In circa 10 giorni, dai primi di luglio, che è stata appunto c'è questa gratuità dell'applicazione messa a disposizione di tutti, è stata scaricata da più di 100.000 persone. Fornisce appunto con questo collegamento le coordinate di dove si trova la persona soccorsa, e già questo permette in fase preparatoria del soccorso di accelerare i tempi e di darci già informazioni sul territorio che andiamo a incontrare per effettuare il soccorso. Un'app utile non solo per chi affronta la montagna per una passeggiata, ma anche per chi in questa stagione sarà impegnato nella raccolta funghi. Chi si dedica a questa attività va in un terreno impervio al di fuori della sentieristica censita dal CAI, e quindi in questi casi sarebbe molto opportuno per chi va a cercare funghi di attivarla. E vediamo, andiamo avanti, stavo vedendo se c'erano aggiornamenti su una notizia che riguardava uno dei dispersi in un lago, ma non ce ne sono. Domenica di sangue invece sulle strade della Marca. A perdere la vita questa mattina un 67enne, ieri mattina, un 67enne di Resana che era andato in pensione da poco e che con la bicicletta era tornato a trascorrere le domeniche in serenità. Sentiamo Lucio Zanato. Ancora una volta sangue e olio motore si sono mescolati sull'asfalto delle strade della Marca. L'ultima vita spezzata è quella di Ferruccio Stocco, 67 anni di Resana, che questa mattina intorno alle 10 è stato investito su questo svincolo per Biadene della Feltrina da una Volvo condotta da un 54enne montebellunese. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, ma l'ipotesi più probabile è che Stocco stesse pedalando verso Cornuda e che la Volvo, svoltando verso il centro di Biadene, non si sia accorta dell'arrivo del ciclista, centrandolo sul colpo. I segni sull'asfalto raccontano da soli la violenza dell'impatto che ha sbalzato il corpo di Ferruccio Stocco per oltre 20 metri. In questo punto l'impatto con l'asfalto, dove questi sensori raccontano del tentativo inutile di rianimazione dei soccorsi giunti subito sul posto.
Ferruccio Stocco era andato da 4 anni in pensione, ma continuava a collaborare con la Dallan di Castelfranco, dove aveva trascorso una vita di lavoro nella realizzazione di macchine per la produzione di tapparelle. Lascia la moglie Fiorenza, impegnata nel volontariato sociale del comune da anni e che ancora ora aiuta una famiglia in difficoltà, e i figli Luca, Matteo e Anna. Persona disponibile e gentile con tutti. Era un piacere lavorare al suo fianco, dicono chi lo conosceva. Amava la famiglia, il lavoro e la sua bici. Il cordoglio e la vicinanza alla famiglia è stata subito espressa dal sindaco Stefano Bosa. È stato un tragico destino, un crudele destino per una persona come Ferruccio, che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla famiglia, e magari una mattina che ha deciso di prendersi un'ora di svago e invece non c'è stata la possibilità. È un lutto che colpisce la nostra comunità e va alla moglie Fiorenza, ai figli Luca, Matteo e Anna, va l'affetto, le condoglianze da parte mia, da parte di tutta la comunità di Resana. Davvero un tragico destino per chi era andato appena in pensione, è una persona molto conosciuta a Resana, e i ciclisti sono sempre al centro di queste vicende. Recentemente molte donne sono state investite a Milano e in altre città da camion o da mezzi di trasporto. Questo invece è il caso di un ciclista che è caduto sull'altopiano in mountain bike. Perde il controllo della sua mountain bike durante una gita domenicale in altopiano e cade lungo la strada sterrata. A 1 chilometro dalla Malga Buson, in zona Marcesina, un ciclista è caduto con la sua bicicletta, ruzzolando al suolo e riportando diverse scoriazioni in tutto il corpo, oltre che un sospetto trauma cranico e alla spalla. Immediato l'arrivo della squadra del soccorso alpino di Asiago e del soccorso di Treviso, atterrato nelle vicinanze con il Verricello. Imbarrellato, il ciclista è stato accompagnato all'ospedale di Asiago. E il tremendo incidente a Brandizzo nel Torinese, vediamo il titolo del Corriere della Sera: il giallo del dispositivo di sicurezza, i circuiti di binario non funzionarono. Pianto e farmaci, i tormenti del tecnico, che è uno dei 2 indagati per questo incidente ferroviario. Come ricorderete, 5 operai sono stati investiti da un treno. Pare che non fosse stato rispettato l'ordine di non eseguire i lavori, proprio perché si sapeva che stava arrivando un treno. Ovviamente la magistratura indagherà. E sono tantissimi morti sul lavoro, purtroppo ce ne sono stati tantissimi anche in Veneto. Vediamo il caso di Mattia, che è morto in un cantiere qui in Veneto qualche tempo fa, e abbiamo avuto la mamma e la sorella di Mattia ospiti in studio l'altro ieri. Vediamo. Mentre leggevo mi scendevano le lacrime, e ripensando erano lacrime di dolore, prima di tutto per questi ragazzi, per queste famiglie distrutte, perché vi assicuro le morti sul lavoro lasciano veramente delle famiglie distrutte. Lacrime anche però di rabbia, rabbia verso chi per queste morti sul lavoro non sta facendo niente. Da quando il suo Mattia non c'è più, morto in un cantiere a Montebelluna il 29 aprile 2021, ogni risveglio è amaro per mamma Monica, ma giovedì su quella ferita, se possibile, si è sparso altro sale. La strage alle porte di Torino, con 5 operai deceduti sui binari, ha aggiunto dolore e rabbia. Si fanno statistiche, certo, 450 morti nel primo semestre di quest'anno, però non si sta facendo niente, ecco. Di queste 450 morti a livello nazionale, 51, stando ai dati di Vega Engineering, in Veneto. Maglia Nera e Verona 15, segue Venezia con 11, Treviso è a 10, un dato doppio rispetto ai primi 7 mesi del 2022, un secco più 100%. Una strage senza fine che la sorella di Mattia, Anna, racconta sui social. Fondamentale parlarne con i giovani. Tramite la pagina Facebook per Mattia Battistetti, tramite varie iniziative che abbiamo cercato di cercare proprio di avvicinare i giovani, perché effettivamente Mattia aveva 23 anni, quindi è un giovane anche lui.
e per Mattia si torna in aula a ottobre. Il processo per fare luce sulla catena di responsabilità che ha portato alla morte del ragazzo è aperto. Alla famiglia resta il conforto dei tanti che non lo hanno dimenticato e continuano a dedicargli delle poesie. L'ultima rivolge un pensiero anche alle vittime di Torino. Ma non finisce mai questa crudele scia. Siete mancati in un attimo come Mattia, nemmeno il tempo per rendervi conto che una giornata di lavoro può portarvi all'altro mondo. 5 vite spezzate in un momento e troppe lacrime che non guariranno con il tempo. Morire sul lavoro è un oltraggio, la sicurezza è purtroppo ancora un miraggio. E questa era la mamma di Mattia insieme alla sorella, ospiti di Christian Arboit. Andiamo a Trieste, dove c'è stato un fatto di cronaca gravissimo. Una ragazza è stata pedinata e violentata in ascensore, è accaduto in centro in pieno giorno. Ha pedinato la ragazza per strada in pieno giorno, seguendola fino a casa, e nell'ascensore si è spogliato e ha tentato di violentarla strappandole i vestiti. Alle grida di lei è scappato, ma è stato subito rintracciato e arrestato dai carabinieri. L'aggressore, un 21enne tunisino giunto a Trieste da Lampedusa e ospitato a casa Malala da qualche mese, dovrà rispondere di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. La vittima è una giovane transessuale originaria del Venezuela, da anni residente in città. Determinanti per individuare l'aggressore, oltre alla testimonianza della giovane, anche le riprese delle telecamere, come hanno confermato i militari dell'Arma. L'uomo avrebbe visto e iniziato a pedinare la vittima nei pressi del centro diurno di Via Udine, da lui frequentato. A suo carico è stato aperto un fascicolo dalla procura e il GIP dei Notti, dopo averlo interrogato, ne ha disposto la detenzione in carcere del Coroneo. La giovane è stata portata in ospedale sotto shock, tentando di sottrarsi alla violenza, ha riportato vari graffi sul corpo. È il secondo episodio di violenza sessuale in città nell'arco di qualche giorno. In piazza Vittorio Veneto era stata aggredita di sera una ragazza minorenne, caso sul quale indaga la squadra mobile della questura. Servizio di Laura Buccarella della nostra redazione triestina. Apriamo una pagina della politica, perché Flavio Tosi, coordinatore di Forza Italia qui in Veneto, sarebbe a caccia di candidati eccellenti per le prossime europee, poi anche per le regionali, e starebbe pescando anche tra gli alleati, in particolare tra gli uomini della Lega. I nomi che sono stati fatti sono stati pubblicati sui giornali di eventuali passaggi dalla Lega a Forza Italia. Tra questi c'è anche il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, che è in compagnia di Vanessa Vanzatto. A te la linea, Vanessa. Buongiorno, mi trovo in compagnia di Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto. Perché? Buongiorno Finco. Stanno girando alcune voci che la vedrebbero intenzionato al passaggio da Lega a Forza Italia. Che dice lei? Io smentisco categoricamente queste dichiarazioni, queste notizie che sono uscite negli ultimi giorni sulla stampa, in quanto sono leghista da 22 anni e sono cresciuto all'interno di questo movimento e non ho alcuna intenzione di cambiare partito o cambiare collocazione politica. Dispiace solo che spesso e volentieri il mio nome venga usato proprio per screditarmi con false notizie di stampa, proprio che mi vedrebbero passare da un partito all'altro. Però io ho una coerenza, ho visto la Lega nei periodi difficili del 3%, l'ho vista al 38%, oggi stiamo vivendo un momento comunque importante perché stiamo lavorando all'interno del governo nazionale, anzi ringrazio il mio partito anche per i ruoli che mi ha dato nel corso degli anni e riconfermo che non ho alcuna intenzione di passare da nessuna parte se non rimanere saldamente all'interno della Lega. Certo è che è un momento questo particolare a livello politico, in vista delle prossime europee, in vista delle prossime anche regionali. Perché secondo lei queste voci di corridoio? Sicuramente do fastidio a qualcuno, in quanto io sono sempre stata una persona, prima di tutto, che è stata eletta con i voti dei cittadini. Vivo il territorio, quindi sono costantemente a contatto con cittadini e anche con le varie realtà, e sono una persona con la schiena dritta e che sicuramente non sta zitta quando vede che qualcosa non funziona.
Di recente, negli ultimi mesi, ad esempio, ho fatto importanti battaglie, ad esempio per difendere la sanità del Bassanese, per difendere la qualità che avevamo anche all'interno del San Bassiano. Magari a qualcuno ho dato fastidio, però io continuo nelle mie battaglie, perché io prima di tutto devo rispondere ai miei cittadini che mi hanno votato, e quindi se a qualcuno do fastidio mi dispiace, però io continuo a lavorare coerentemente con il mandato che mi hanno dato coloro che mi hanno votato. A questo punto non posso non farle una domanda. Lei potrebbe dar fastidio anche a qualcuno del suo partito? Ma spero di no, però sicuramente sono uno che continuerà a fare le sue battaglie, continuerò a dare voce ai cittadini e sicuramente lavorerò per migliorare quella che è ovviamente la sanità del mio territorio, ma anche le tante esigenze che questo territorio continua a portare avanti. Uno su tutto, ad esempio, il Tribunale della Pedemontana, che proprio domani, grazie a un progetto di legge che ho presentato, sarà all'attenzione del Consiglio regionale. Quindi c'è una battaglia costante, perché questo è il mandato che ho ricevuto e quindi questo mi sento di fare. Bene, allora io ringrazio il vicepresidente del Consiglio regionale, il leghista Nicola Finco, e ricedo la linea allo studio. Grazie molte. Adesso andiamo a Venezia per quella che è la notizia del giorno, è stata ripresa da tutti i giornali. Vediamo il Corriere del Veneto, ma è andata anche sui giornali nazionali. Il comandante della polizia locale molestato alla festa di Giorgio Armani, mani sul sedere, a disagio ma non denuncio, e anche il post, vedete a fianco, che è stato nel frattempo cancellato, in cui il comandante dei vigili di Venezia dice: adesso capisco cosa vuol dire per una donna essere palpeggiata. Andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori, perché è insieme al comandante Agostini. A te la linea, Ilaria. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui nella sede del comando della Polizia Locale di Venezia, insieme a noi il comandante Marco Agostini, che si è trovato a subire, dopo la sfilata di Giorgio Armani all'Arsenale a Venezia, una sorta di molestie, e quindi in qualche modo ha voluto rendere noto il fatto, non tanto per quanto aveva subito, che ora ce lo racconterà, quanto proprio in solidarietà nei confronti delle donne. Allora, comandante, ci può raccontare com'è andata, cosa è successo? Ma è successo una cosa molto banale, che un soggetto che non ho identificato, ma che ho dei sospetti, si è avvicinato e ripetutamente 4 o 5 volte mi ha messo le mani sul sedere. Cosa banale di per sé, che capita purtroppo a migliaia di persone, e che però quando lo provi ti rendi conto che è una cosa particolarmente fastidiosa e che mette in difficoltà le persone. Io ho preferito andarmene dall'evento piuttosto di fare una sceneggiata, un po' perché ero in divisa, un po' perché a 63 anni è sempre complicato dimostrare tutte queste cose, però capisco e l'ho reso pubblico perché le donne che subiscono questo tipo di violenze sono veramente delle violenze. Tutto qui. È per questo che lei ha voluto fare anche questo post sul suo profilo Facebook? Molto semplice, senza citare l'evento, ma proprio per solidarietà e per dimostrare ai maschietti che forse è meglio evitare comportamenti di questo tipo. Lei ha detto, credo di aver capito chi sia stato, perché quanti di questi episodi ci sono stati? Ma sono stati 4 o 5 in 2 occasioni. La prima pensavo fosse una cosa casuale, nel senso che c'era abbastanza confusione, quindi poteva succedere. Dopo, quando insomma uno ti palpa il sedere, lo senti, ecco. No? Ecco, lei aveva la divisa, però non ha pensato di girarsi, di dire... Cioè... Ti giri e c'erano 3-4 persone, è complicato. Ecco, questo è un po' quello che accade spesso a tante donne, è proprio questo che dicono quando si dice non hai prove, non ci sono prove, lei l'ha capito proprio sulla sua pelle. Esatto, è proprio questo. Per cui la solidarietà è a priori, anche se le prove non ci sono, perché è un comportamento difficile da reprimere, perché è sempre la mia parola contro la tua, no?
Lei ha proceduto in qualche modo o ha lasciato correre? No, gli ho spiegato prima anche ai colleghi della Digos che mi hanno chiesto se volevo denunciare. Dico, cosa denuncio? Siamo in una situazione, diciamo, la denuncia pubblica è già un elemento sufficiente a stigmatizzare il comportamento. Ringrazio il comandante, naturalmente anche la nostra solidarietà. Qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie al comandante per il quale abbiamo un grande rispetto per la lunga esperienza, la lunga attività al servizio della comunità di Venezia come comandante dei Vigili Urbani, però è un po', io credo, discutibile il fatto che non si sporga denuncia, cioè che non lo faccia il comandante dei Vigili, il comandante della polizia locale. Credo che ci siano tutti i mezzi, le telecamere, le testimonianze per individuare il responsabile e per sanzionarlo adeguatamente. L'altra cosa abbastanza sconcertante è che un minorenne, pare che si sia trattato di un ventenne che l'avrebbe palpeggiato 5 volte, per cui non è che una mano morta così casuale nell'autobus, no, qui erano ad una festa di Giorgio Armani e qualcuno ha toccato il sedere del comandante dei Vigili Urbani 5 volte, per cui insomma non credo fosse difficilissimo riconoscerlo. L'altra domanda è, tra tutte le persone che si potevano palpeggiare, uno va a palpeggiare proprio il comandante dei Vigili Urbani. È una storia che ha dell'incredibile ed è comunque una molestia, una violenza, e quindi a maggior ragione, ripeto, io credo che il comandante dei Vigili Urbani avrebbe il dovere di denunciare e di individuare il responsabile, altrimenti passa ancora una volta il messaggio che si può palpeggiare senza poi essere perseguiti e adeguatamente sanzionati. Altro fatto di cronaca, anche qui insomma siamo un po' nel surreale, messaggi in codice ai clienti, e così uno spacciatore minorenne vendeva cocaina in zona Palestro a Padova. Sono tornato e appena arrivato il vino bianco, molto buono, non te ne pentirai. Questo il messaggio con cui uno spacciatore minorenne proponeva la droga ai suoi clienti. Per vino bianco si intendeva naturalmente la cocaina. È stato scoperto e denunciato dalla polizia di Padova grazie alla segnalazione dei residenti di via Montecengio in zona Palestro. Altri 2 spacciatori sono stati arrestati dai poliziotti tra Padova e Campodarsego, mentre un complice italiano è stato denunciato anche per la detenzione di coltelli e di una katana. Il giovane tunisino di 17 anni pregiudicato aveva la sua zona di spaccio vicino al campo sportivo del quartiere Palestro. Dopo appostamenti, gli agenti della squadra mobile lo hanno sorpreso mentre cedeva una dose ad un 50enne di Casale di Scodosia. Il 17enne ha tentato la fuga saltando diverse recinzioni di abitazioni del quartiere prima di essere fermato dai poliziotti. Sul telefono del cliente è stato trovato il messaggio con cui il giovane spacciatore lo avvertiva dell'arrivo della droga. Gli uomini della questura, inoltre, in pattugliamento a Camin, hanno notato 2 stranieri a bordo di un'Audi nera che stavano cedendo droga a 2 italiani di 24 e 33 anni. Fermati i 4, hanno arrestato lo spacciatore, un 41enne tunisino. Ma non solo questo, perché i poliziotti, su richiesta dei cittadini, hanno arrestato un altro spacciatore a Campodarsego. Alla guida di uno scooter è stato notato un pregiudicato 50enne italiano in compagnia di un tunisino 24enne, anche lui pregiudicato. Fermati e controllati è risultato che il tunisino avesse con sé 13 dosi di cocaina. Lo straniero è stato quindi arrestato. L'italiano invece aveva in tasca 2 coltelli a serramanico. È stata effettuata quindi una perquisizione a casa dell'uomo, dove, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, è stata ritrovata una katana, una spada giapponese a sciabola. L'arma è stata sequestrata e l'uomo denunciato. È arrivato il vino bianco, invece era cocaina.
L'autovelox rubato a Conscio è diventato un caso che interroga anche i sindaci della Marca. Tutti hanno condannato il gesto, ma c'è chi dice che sull'uso dell'autovelox, ed è la vicenda di Cadone che fa scuola, va cambiata strategia, fa scuola perché dice è veramente uno scontro tra il sindaco Marco Schiesaro e i multati. Serve cultura e non tartassare i cittadini, così dicono i sindaci di Pederobba, Casier e Cavaso. Diciamo che questi sistemi di protezione per gli autoveicoli, chi li guida, dovrebbero essere installati con scienza e coscienza. Non tutte le strade sono pericolose, non tutte le strade si sposano con questi arneggi, di conseguenza io penso e spero che i miei colleghi, di quando non li installino, prendano coscienza di quando e dove bisogna installarli. È l'ora della critica, ma anche dell'autocritica per tanti sindaci trevigiani all'indomani del blitz a Conscio di Casale sul Sile, dove ignoti hanno rubato l'autovelox delle polemiche, 1000 multe in 2 mesi. Fatti che ricordano uno dei casi dell'estate, l'autovelox di Cadoneghe nel Padovano, 24.000 contravvenzioni in poche settimane, fatto poi saltare letteralmente in aria. Nonostante la condanna per i gesti sia unanime e ferma, i primi cittadini della Marca non si nascondono dietro a un dito, da Pederobba a Cavaso e pure a Casier, dove l'autovelox di Conscio si trova a pochi passi. Bisogna anche cercare di trovare delle soluzioni che siano, come anche codice di strada, dico, che siano rapportate ai tempi. Con questo non voglio dire che bisogna correre forte, attenzione, devo solo dire che dobbiamo stare attenti perché in certe lunghezze di strada effettivamente c'è difficoltà, mi accorgo anch'io, non lo nascondo, e so che tanti concittadini miei hanno preso delle multe e le stanno prendendo. Un principio che mi sento di sposare è che certa tecnologia o certi provvedimenti non devono essere fatti per fare cassa. Ma la prevenzione, questo sì, la prevenzione perché sulle strade succedono fatti molto pericolosi e con tragedie, peggio di una guerra tante volte. Per cui dobbiamo assolutamente coniugare le due cose e coniugarle nella maniera giusta, senza che siano strumenti vessatori, però anche noi, io stesso, devo capire che quando mi metto al volante della macchina ho un fucile carico. Giusto, fucile carico. Chiedo scusa per la pronuncia, Conscio e Cavaso del Tomba. Chiedo scusa ai cittadini perché pronunciare la loro città, il loro comune, il loro paese in maniera sbagliata è un grosso errore. Tragedia durante la 100 km del Vulcano in Sicilia. Roberto Fornaro, maratoneta 55enne di Castelgomberto, è stato vittima di un malore fatale. Dramma dello sport. Muore mentre partecipa alla 100 km del Vulcano. Roberto Fornaro si accascia all'improvviso in Sicilia, sui tornanti dell'Etna, per un malore fatale a soli 55 anni. Inutili soccorsi, sul posto i carabinieri e il magistrato di turno. Il riconoscimento è stato fatto dal figlio e la gara è stata fermata al 50° chilometro. Castelgomberto, dove Roberto Fornaro viveva, è un paese sotto shock. L'atleta amatoriale vicentino era molto conosciuto. La notizia ha fatto subito il giro del web. In questo post sui social si ricorda come fosse un punto di riferimento per i bambini che allenava. Con la sua passione, capacità, ma soprattutto le doti umane che lo hanno sempre contraddistinto, è stato fondamentale per la crescita dei bimbi. Un ricordo pieno di affetto e di dolore, quello di chi lo conosceva, a cominciare dal sindaco di Castelgomberto, Davide Dorantani. La morte di Roberto è una notizia che ci ha lasciato sconvolti. Ha sconvolto tutta la comunità, è giunta veramente inaspettata, anche perché proviene da un ragazzo allenato, preparato, che da anni ormai svolge queste gare di ultra trail. Roberto era una persona conosciutissima, era barbiere di terza generazione, aveva il negozio proprio che affaccia nella piazza e quindi conosciuto da tantissimi, da tutti, anche da coloro che non frequentavano la sua bottega.
perché era impegnato anche a livello sportivo, nel sociale, aveva creato un'associazione di maratoneti che si chiama Castle Trail, allenava i bambini a calcio, aveva una grande passione per il calcio e voleva dedicarsi proprio ai bambini, all'educazione dei bambini nello sport. Era schietto, sincero, amava Castelgomberto e la follia ed era sempre pronto a tirare fuori nuove idee e iniziative per il suo paese. Lascia veramente un grande vuoto in chi lo conosceva e in me personalmente, che lo conosco da quando ho iniziato a tagliarmi i capelli, sono sempre andato da lui e veramente mancherà tanto a tutti, alla famiglia, al figlio, ai suoceri, ai consuoceri, alla nuora, va tutta la nostra vicinanza e le nostre condoglianze. Servizio Carlo Alberto Inghilleri, andiamo pochissimi minuti in pubblicità e poi torniamo con Focus TG. State con noi, grazie. Di nuovo in diretta con Focus TG, vediamo come apre la prima pagina online Il Mattino di Padova con una notizia, un lutto, malore in casa, è morto il dottor Realdon. È successo oggi, lutto nell'ULSS padovana. Il medico, 64 anni, era direttore della funzione territoriale dell'ULSS 6 Ugania e direttore del distretto sociosanitario Terme Colli. Lavorava nella sanità padovana dal 1987. Restiamo a Padova, un nuovo passo in avanti per la questura di Vianelli. Entro fine ottobre la commissione incaricata segnerà la progettazione dell'edificio. Chiuso il bando per la progettazione della nuova questura in via Anelli. In perfetto cronoprogramma sarà la commissione al lavoro in comune a decidere a quale tra i 5 studi che hanno partecipato sarà assegnata la gara. La buona notizia è che sono arrivate 5 offerte, quindi il bando è stato un bando che ha in qualche modo interessato molto il mondo dei professionisti. L'altra buona notizia è che sono tutte 5 soggetti di altissimo profilo. Questo significa che il percorso verso il progetto della nuova questura, che noi abbiamo detto dovrà essere un progetto altamente innovativo, fortemente sostenibile, sarà un percorso dove saremo seguiti da studi di altissimo livello, qualunque sarà la scelta della Commissione. Entro fine ottobre sarà giudicata la progettazione, 5 gli studi italiani in gara, il vincitore tra gennaio e febbraio presenterà il progetto preliminare e la nuova questura per la prima volta prenderà forma. Se guardiamo indietro vediamo le immagini del complesso Serenissima di Vianelli, le palazzine prima abitate con tutti i problemi che ne hanno portato, poi disabitate per 12 anni, le immagini delle demolizioni. Adesso stiamo progettando il futuro. A gennaio quindi avremo le prime immagini e poi avremo 9 mesi di tempo per arrivare a progettazione esecutiva. Da lì il bando per i lavori. La nuova questura sarà un edificio a 6 piani. Il 2025 dovrebbe essere l'anno della posa della prima pietra. Poi per la costruzione ci vorranno circa 3 anni. Restiamo a Padova, il cambio del comandante ai vertici dei Vigili del Fuoco, l'occasione per fare il punto sui numerosi fronti in cui sono impegnati i pompieri. Vediamo. Ospedale, università, città di servizi, magazzini e attività produttive e poi scuole, teatro, lo stadio. Una città dove i vigili del fuoco sono impegnati su numerosi fronti. Padova, spiega il nuovo comandante Giuseppe Lomoro. Nell'immaginazione collettiva è una piccola città, invece ha un'attività industriale e artigianale molto complessa e in più ha un'attività culturale. Pensate agli spettacoli che chiamano decine di migliaia di persone nel nostro stadio, ecco. Quindi è una città che impegna molto anche i vigili del fuoco dal punto di vista non tanto del soccorso ma anche della prevenzione. Il devastante incendio a cavallo tra il 20 e il 21 agosto che ha distrutto un magazzino in via Uruguay a Padova pone l'accento su un nervo scoperto sul fronte sicurezza in città, spiega l'ex comandante Cusin. Padova è soprattutto un'attività di smistamento, di magazzini, di import e di export. E c'è una grossa presenza di
imprenditori esteri che vengono dalla Cina, che hanno questi grandi magazzini in cui l'irregolarità non solo di prevenzione incendi sono presenti. In provincia, vigili del fuoco impegnati su un fronte di attività cresciuto negli ultimi anni, gli incendi boschivi. Nel Veneto è facile che l'incendio di bosco parta da un incendio antropizzato, da un incendio di sterpaglia, quindi assolutamente il nostro dispositivo, unitamente al dispositivo AIB della Regione, è fortemente integrato. Poi il dispositivo aereo nazionale è dei Vigili del Fuoco, cioè i mezzi aerei sono con l'effigie dei Vigili del Fuoco, e quindi è un impegno maggiore tra noi, la Regione e il Dipartimento di Protezione Civile su questo fronte. Parliamo spesso di lavoro, di questi tempi e soprattutto della mancanza di manodopera. È una situazione molto critica, soprattutto nell'artigianato. Pochi giovani vogliono intraprendere carriere che peraltro possono essere anche ben retribuite. Andiamo in diretta a Padova da Valentina Visentin. Sì, buongiorno da Masera di Padova, ci troviamo all'interno di una delle tante realtà artigianali della nostra provincia. Qui con me c'è Davide Lunardi, vicepresidente provinciale di Confartigianato Padova. Ci troviamo all'interno della sua azienda per parlare di quelli che sono i dati diffusi qualche giorno fa da Confartigianato e che riguardano l'aumento dei posti di lavoro che si sono registrati in questi ultimi 10 anni. 3.300 i posti di lavoro creati dall'artigianato negli ultimi 10 anni, un settore dunque che ha creato posti di lavoro. E quali sono i settori, chiediamo al vicepresidente Lunardi, che sono più stati interessati da questo aumento di posti di lavoro? Sì, buongiorno. Allora, per quanto riguarda la crescita degli ultimi 10 anni, appunto dei 3.300 posti di lavoro che lei citava un attimo fa, riguarda un po' tutte le categorie che sono seguite dall'artigianato, diciamo, dal settore del legno alla meccanica, alla moda e la tessile. Non sono compresi i posti di lavoro dell'edilizia, ecco, questo non è compreso. Diciamo che comunque il settore artigiano sta vivendo di un buon periodo, nonostante tutte le vicissitudini che comunque dobbiamo tutti i giorni affrontare, dall'aumento dei costi delle materie prime alla difficoltà anche di reperimento dei dipendenti stessi, che comunque si fa fatica. Nonostante questi numeri potremmo comunque avere anche un'ulteriore possibilità di crescita, però la difficoltà appunto ci porta a volte a dover ripiegare magari in situazioni diverse. Ecco, perché è difficile trovare manodopera? Noi ci troviamo all'interno della sua azienda, è una piccola realtà ma che produce mobili su misura, 6 dipendenti. Perché è difficile trovare manodopera? Quali sono le vostre richieste e a volte quali sono i rifiuti a cui vi trovate a far fronte? Allora, spesso e volentieri si fa difficoltà a trovare comunque del personale che sia adeguatamente preparato. Spesso e volentieri ci troviamo a dover fare dei contratti che, ahimè, scadono non per nostra volontà, ma perché comunque la persona che all'interno si trova a dover affrontare comunque delle problematiche lavorative che per noi magari sono ormai di uso quotidiano, difficilmente sormontabili. Con questo non voglio dire che assolutamente per noi finisce qui la nostra ricerca. Noi continuiamo, a volte ci sono anche delle realtà che comunque si riesce in qualche modo ad inserire bene, se no altrimenti non saremo qui. E ecco, questa è la difficoltà maggiore, insomma, trovare personale preparato, insomma. Insomma, l'appello che voi fate è anche quello di puntare molto sulla formazione professionale. Certamente, noi come Confartigianato anche stiamo lavorando molto per quanto riguarda una sensibilizzazione all'interno delle scuole e degli istituti per cercare di capire effettivamente quale può essere il meccanismo da mettere in atto affinché si faccia capire che comunque il mondo artigiano è pieno di tecnologia. Come potete vedere alle nostre spalle, insomma, abbiamo un laboratorio di falegnameria che comunque ha delle tecnologie all'interno che devono essere chiaramente
tenute in considerazione anche dal punto di vista dell'inserimento dell'eventuale persona che vuole venire a lavorare, insomma. Allora ringraziamo Davide Lunardi e con le immagini del lavoro all'interno del laboratorio noi restituiamo la linea allo studio. Grazie molte. Un grosso problema quello della manodopera. A Trieste hanno pensato di far vedere nelle piazze cosa si può fare con l'ingegno e con la manifattura. Vediamo. Ingegno, scienza, creatività escono dai laboratori e approdano in Piazza Unità. 10ª edizione per Maker Faire nelle giornate del 2 e 3 settembre organizzata dall'ICTP e dal Comune di Trieste con il supporto dell'amministrazione regionale. I maker ci danno sempre emozioni nuove, quindi creatività a 360 gradi, 1000 invenzioni, workshop, attività per i più giovani, conferenze, spettacoli. Appena finito lo spettacolo della chimica per i bambini, adesso parleranno di orologi antichi, ci sono persone in costume da steampunk, ci sono i guerrieri Jedi di Star Wars, abbiamo maker che costruiscono robot, che costruiscono elettronica, ma anche che giocano a scacchi con gli scacchi giganti fatti al laser cutter o stampe 3D, la copia in stampa 3D del mammut che è esposto qui sotto uno dei nostri tendoni. Quindi c'è di tutto per tutte le età, per tutte le voglie e diciamo gli interessi. Oltre 200 tra inventori, scienziati e creativi, locali ma anche da altre regioni e dall'estero, presentano i loro esperimenti e le invenzioni tecnologiche. 2 giornate di festa per accompagnare giovani e meno giovani in un entusiasmante viaggio nella creatività, nella tecnologia e nella scienza. In 10 anni questa manifestazione Maker Faire è cambiata, in che modo? Beh, si è sicuramente allargata, perché siamo partiti come mini Maker Faire, che era una versione sia ridotta come numero di maker e anche sicuramente come pubblico quando eravamo al centro di fisica teorica. In questi 4 anni invece in cui siamo spostati in Piazza Unità sicuramente abbiamo un pubblico molto più ampio, abbiamo anche trovato altri maker, ma abbiamo proprio fatto il punto della situazione quest'anno, abbiamo persone che vengono da 10 anni. Ci sono un paio di maker che ogni anno ci hanno portato nuove idee, per cui non hanno riproposto ma hanno creato nuove cose per noi, per cui è bello avere nuove cose ma anche appunto vecchi amici che si rivedono ogni anno. Dalla saga di Guerre Stellari ai videogiochi del passato, dai trenini Lego comandati a quello elettrico in miniatura da guidare a cavalcioni, tante le attrazioni allestite in piazza insieme al gigantesco mammut dell'era glaciale, in un dialogo continuo tra passato e futuro. Servizio di Laura Bucarella della nostra redazione triestina, vediamo una stazione di mungitura robotizzata all'avanguardia che è stata inaugurata all'Istituto Superiore di Padova Duca degli Abruzzi. Gli studenti imparano anche qui il futuro dell'agricoltura. È la prima scuola veneta ad avere a disposizione una stazione di mungitura robotizzata. Il Duca degli Abruzzi di Padova è uno dei primi istituti agrari della regione che fa da apripista, inaugurando nella propria sede una speciale strumentazione che permette alle mucche di accedere autonomamente alla mungitura, che viene eseguita da un macchinario in grado di riconoscere la mammella e mungere il latte. Il processo, che dura da 4 a 8 minuti, garantisce il massimo comfort per l'animale, un maggiore controllo sanitario del prodotto e un minor spreco. Gli studenti avranno così modo di conoscere a scuola tutte le nuove tecniche che già si stanno impiegando nelle migliori aziende agricole. Aiuterà i ragazzi ad arrivare a una fine di percorso di formazione all'avanguardia e che permetterà loro di conoscere le migliori tecnologie e macchinari che sono già presenti in molte aziende private. Quindi darà loro una carta in più da giocare nel mercato del lavoro e permetterà loro di conoscere anche quello che è il futuro della produzione agricola. Il macchinario del valore di 100.000 euro è stato acquistato grazie al contributo della Fondazione Cariparo e rivoluziona la stalla dell'istituto, migliorando sia la produttività che la qualità delle produzioni zootecniche. È un bel gesto fare l'inaugurazione di questo laboratorio agricolo che mette al passo gli studenti che frequentano questa scuola con le migliori tecnologie in ambito appunto di mungitura per il benessere animale e per la resa della mungitura stessa. E si parla di economia al vertice di Cernobbio. Ieri il ministro dell'economia Giorgetti ha detto: super bonus, mi viene il mal di pancia, non lascia margine ad altri interventi. Manovra prudente, ci sarà da pagare il conto, quindi si mette le mani
si mettono le mani avanti in vista di una manovra che chissà che non sia lacrime e sangue, ma non sarà una manovra indolore. Dall'aumento del costo della vita e a proposito al caro libri, l'aumento dei tassi di interesse fa salire i finanziamenti e scendere in modo consistente le richieste di mutuo. Ci sono rate che hanno triplicato il loro costo e quindi moltissime persone moltissime famiglie sono in grandi difficoltà. È di fine luglio l'ultimo aumento dei tassi di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea, la 9ª volta da inizio anno. Operazioni che servono a tenere sotto controllo l'inflazione ma che hanno innalzato inevitabilmente tutti i finanziamenti, avendo ricadute consistenti sulla richiesta e l'accesso ai mutui. Soprattutto per quanto riguarda i mutui casa, quindi le famiglie che avevano un'aspettativa di finanziaria di un determinato esborso potrebbero aumentare anche di 200-300 euro al mese. Situazione difficile che genera incertezza e che si ripercuote su una visibile riduzione dei mutui. Oggi una giovane coppia che magari era più facile approdare fino all'anno scorso al mercato immobiliare per acquistarsi un appartamento facendo il mutuo, oggi ci pensa 2 volte. Politiche monetarie, quelle che hanno riguardato l'aumento dei tassi di interesse, decisi a livelli europei sulla scia delle scelte dell'americana Fed. L'aumento del costo del denaro è una delle strategie messe in atto dalla BCE per cercare di riportare l'inflazione sotto la quota considerata fisiologica del 2%, che oggi invece si attesta intorno al 6-7%. Ma nonostante le premesse, dalle banche c'è la fiducia che presto la situazione torni stabile. Non si ritornerà come prima, però è prevista almeno fra 6-8 mesi una riduzione del peso finanziario. Servizio di Edi Caliman intanto continuano ad infilare i bastoni tra le ruote della riforma dell'autonomia. Il ministro Calderoli minimizza, dice io vado avanti, si voterà in Parlamento a gennaio-febbraio, ma intanto la segretaria del PD Elly Schlein, che ha più volte si è espressa contro l'autonomia differenziata, ieri in Calabria, anzi oggi in Calabria, ha rincarato la dose. Sentiamo cosa ha detto. Il motivo per cui vi chiedo di continuare, come abbiamo fatto a Napoli solo pochi mesi fa, con tutto il partito, con una voce sola che deve avere da nord a sud su questa battaglia per dire no all'autonomia differenziata di Calderoli, che vuole spaccare ulteriormente un paese che ha bisogno di essere ricucito nelle sue ferite, nelle sue fratture, nelle terribili diseguaglianze che il sud di questo paese ha già pagato troppo. E non solo non le vedono, ma fanno finta che non ci siano. Ma vi pare normale che abbiano proposto un'autonomia differenziata senza mettere un euro di risorse per chiudere i divari, senza mettere un euro per davvero sul rispetto di quei livelli uniformi, essenziali di prestazione da cui passa il diritto fondamentale di accesso ai servizi fondamentali. Guardate, il diritto all'accesso alla sanità, alla scuola, il diritto d'accesso a un trasporto pubblico locale di qualità, su cui c'è un ministro che non si è sentito per un anno, lo conoscete, ma vogliamo vedere cosa investono sul trasporto pubblico, perché nella prima manovra l'anno scorso non hanno messo un euro sui servizi per gli enti locali. Questo vuol dire incidere sulla possibilità di spostarsi. E noi abbiamo bisogno invece di questo tipo di investimenti infrastrutturali su una rete per spostarsi meglio, anche qui, anche in Calabria. Diciamoglielo con forza, perché dicevo, accanto a queste 3 grandi battaglie, guardate, quella sulla casa è una battaglia su cui si dimostra un'altra attitudine caratteristica di questa destra, che è la peggiore d'Europa. E questa era Elly Schlein, ancora una volta contro l'autonomia differenziata, dati che peraltro Calderoli ha smentito, non ha detto il giusto, ha commentato Calderoli, la Schlein quando parla di 0 euro per i LEP. Torniamo sul territorio, andiamo a vedere la grande e commossa partecipazione ieri mattina per il 64esimo pellegrinaggio alpino sul Monte Tomba, dove combatterono su opposti fronti gli eserciti di 8 diverse nazioni. Oggi in ricordo e onore di quei caduti le rappresentanze dei nemici di ieri hanno innalzato insieme le bandiere come un unico simbolo di pace. Ci racconta tutto Lucio Zanato.
Onore ai caduti. Una corona per ricordare tutti i caduti della Grande Guerra sul Monte Tomba, dove l'alloro contorna i nastri con i colori delle 8 nazioni che si sono combattute duramente tra la fine del 1917 e il 4 novembre del 1918. E questo è il simbolo del 64esimo pellegrinaggio organizzato dagli alpini di Cavaso, che ha portato oltre 500 persone sulla cima che dalla vallata bellunese vede lo scorrere del Piave lungo la piana trevigiana. Quella piana che gli austro-ungarici con i tedeschi volevano conquistare per portare all'armistizio l'Italia e che il nostro esercito, sostenuto da francesi, belgi, inglesi e americani, difesero con tenacia dopo la tragica rotta di Caporetto. Qui si spinse Rommel, nel punto estremo dell'avanzata austro-ungarica. Qui i nostri soldati scavarono trincee sulle pietre per non far avanzare lo straniero, come indicava l'inno del Piave. Note che oggi hanno riunito i nemici di ieri anche davanti alla chiesetta del Tomba, dove accanto al cippo in ricordo degli italiani gli alpini hanno voluto erigerne un altro a memoria dei caduti austro-tedeschi. E che qui la violenza della guerra abbia lasciato ferite profonde lo testimoniano questi proiettili per fucile ancora intatti dopo oltre 100 anni che una mano anonima ha depositato qui perché qualcuno li custodisca a futura memoria. Una memoria rinnovata con gli alzabandiera e gli inni nazionali, con lo sventolare delle stelle europee, ma soprattutto nei volti di questi giovani dei campi scuola alpini che anche oggi hanno raccolto il testimone delle penne nere. Auspico che la stessa possa diventare seme fecondo anche per le nuove generazioni, quelle dei giovani che dovranno lottare con fermezza per ribadire il no deciso e perentorio a qualsiasi guerra quale soluzione estrema, perseguendo invece il progetto di unione delle genti europei che da millenni condividono le medesime origini, a cominciare da quella cristiana. Evviva il Monte Tomba, evviva gli alpini, evviva l'Italia! E Rete Veneta sempre al fianco delle penne nere, tra l'altro con l'alpino Lucio Zanato. Andiamo in pubblicità, 1 minuto e mezzo e torniamo subito. Oltre 22.000 persone ieri a Marostica per la conclusione del fine settimana dedicato alle celebrazioni dei 100 anni di partita a scacchi, concluse con la proclamazione delle nuove Leonora e Oldrada, protagoniste della prossima edizione che si terrà dal 6 all'8 settembre del 2024. Se onora denominare Madonna Silvia De Vicari, che da un po' sarà Madonna Oldrada, sorella del Castellano, Beatrice Lain, che da un po' sarà Madonna Leonora, la sua figlia puta. Così si sta deciso e così sarà fatto. San Marco e io! Belle ed emozionate, ecco le due giovani protagoniste della singolare tensione amorosa diventata, un secolo fa, nel 1923, la celeberrima partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi. Beatrice Lain sarà Leonora, la figlia del Castellano, che andrà in sposa al vincitore della sfida. Silvia De Vicari sarà Oldrada, la giovane sorella del governatore, che andrà in sposa all'altro contendente. A proclamarle un inedito cerimoniere, l'attore Roberto Ciufoli. Correva l'anno domini 1454, quando Rinaldo d'Angarano e Vieri da Vallonara, per rispettare i voleri della Repubblica di Venezia, che aveva proibito ogni forma di duello, accettarono la proposta di Taddeo Parisio, castellano di Marostica, sfidandosi a scacchi per la sospirata mano della figlia Leonora. Vieri risultò vincitore, Rinaldo sconfitto. Dal 1923 la piazza degli scacchi rivive questa singolare sfida inizio settembre con cadenza biennale.
triennale. Avranno quindi un anno di tempo Leonora, al secolo Beatrice Lain, studentessa 23enne di Colceresa, e Oldrada Silvia De Vicaris, studentessa 21enne di Marossica, per vivere questa favola moderna che da 100 anni incanta. Una macchina organizzativa già in moto. L'appuntamento è fissato per il 6, 7, 8 settembre 2024. 80ª mostra del cinema al Lido di Venezia, e oggi è la giornata di un film fuori concorso di Woody Allen che torna al Lido dopo una ventina d'anni, ma i mattatori sono gli attori, i registi italiani, perché il cinema italiano in questa edizione è molto presente, e tra i mattatori ci sono Pier Francesco Favino e Tony Servillo, che sono stati intervistati da Lorenzo Maier. 2 film quest'anno. Ricordando quel giorno, ricordando anche quello che Venezia e la mostra rappresentano per me anche nella decisione di fare questo mestiere. Insomma, io venivo qui da spettatore, da ragazzo, e pensare di aver fatto questo percorso è meraviglioso. Aver vinto la Coppa Volpi è una di quelle cose che capita a pochi e di cui sono orgogliosissimo, e aprire la mostra quest'anno è un orgoglio, e avere addirittura 2 film non me l'aspettavo, giuro, mi dispiace, da una parte non volevo essere così presente, però sono molto felice. Beh, ha detto, gli italiani devono fare di più, devono aiutare le persone, ha lanciato un messaggio importante alla solidarietà dell'Italia. Beh sì, ma alla solidarietà dell'Italia o anche a quello che noi possiamo fare nel nostro, cioè raccontare delle storie che magari ci aiutino un po' anche a essere un pochino più orgogliosi di alcune buone cose che noi possiamo fare. Poi abbiamo anche tanti problemi, ma non siamo mica gli unici. Il comandante nel film di Edoardo De Angelis, che è una storia vera, Salvatore Todaro, è stato un comandante di sottomarino che nel 1940 ha affondato un mercantile belga, e invece di lasciare annegare l'equipaggio di questo mercantile ha deciso di affrontare il pericolo di essere lui affondato, quindi e di morire, pur di portare questi naufraghi in salvo, riuscendo a avere la possibilità da parte degli inglesi di passare attraverso le linee nemiche. È un ricordo storico, ma almeno a me è venuta in mente anche la situazione attuale dei migranti, per esempio. Cosa ne pensa? Beh, si parla tanto nel film di legge del mare, e la legge del mare è precedente alla guerra ed è successiva alla guerra, ed è una legge che io personalmente credo sia una legge giustissima. Io non sono un politico, non mi devo occupare delle questioni che determinano questo, ma sono cresciuto abituato a tendere la mano a chi ha bisogno. Ringrazio i miei genitori per questa educazione e continuo a farlo. Mi sono divertito tantissimo a fare il film Adagio di Sollima. Ci racconta il suo personaggio? Nel salutare gli spettatori di Antenna 3 posso dire brevemente, senza togliere il gusto poi per chi lo andrà a vedere, mi auguro numerosi in sala, che è un criminale come gli altri personaggi interpretati da Favino e Mastrandrea, che ha creduto anziano, che ha creduto in gioventù di poter vivere la sua vita come se fosse un campo aperto nel quale scorrazzare liberamente, con un'idea della libertà un po' sconsiderata, e ormai è molto male in arnese, finge, o non si sa se finge, una sorta di demenza senile. I guai nel quale si va a cacciare suo figlio lo rimettono in pista a lui e agli altri, e questo sarà un modo per congedarsi dalla vita, non dandogliela vinta alla vita. Tony Servillo e Pier Francesco Favino al microfono di Lorenzo Maier, che ieri ha intervistato anche Red Canzian dopo il clamoroso successo teatrale del suo musical su Casanova, la versione cinematografica. Sentiamo cosa ha detto uno dei più amati componenti dei Pooh, Lorenzo Maier. Davvero non ci poteva essere battesimo migliore per l'esordio cinematografico da produttore del bassista dei Pooh, Red Canzian, che è la mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Il grande successo del suo musical teatrale Casanova Opera Pop è diventato un film con un linguaggio proprio della settima arte. È il film di quello che la gente, le 100.000 persone che sono venute in teatro a vederlo, hanno visto, però montato chiaramente con la tecnica cinematografica, col suono in surround, quindi 5.1, e
e con quei primi piani che certe cose non le avevo notate neanch'io in 88 repliche, certe espressioni dei visi qui ci sono proprio come in un film. La presentazione in anteprima nell'ambito della Venice Production Bridge nell'ex casino al Lido. Le 88 repliche sono state una benedizione perché ci hanno fatto superare i dolori e i problemi del Covid, la perdita di amici importanti come Stefano, e sono state un conforto dopo un momento brutto. E adesso farlo diventare un film è bellissimo perché ci sono tante persone malate che non possono venire a teatro, ci sono tante persone che abitano in zone dell'Italia che noi non abbiamo toccato ancora con la tournée e quindi sono molto felice che possa arrivare ovunque. Non le chiedo se è emozionato perché di palcoscenici ne ha calcati a centinaia, però essere qui alla mostra di Venezia è comunque anche gettato. Che sensazioni che dà? Sai, questo è un mestiere nuovo per me perché io sono un neofita assoluto nella produzione di un film o altro, per cui certo che mi batte il cuore essere qui con la mia famiglia, col mio amico coproduttore dello spettacolo, i miei figli e mia moglie che hanno lavorato intensamente all'interno di questo progetto. È bello, è un momento felice. La scelta di provare a girare è arrivata quasi al termine del tour. Il film abbiamo deciso di filmarlo gli ultimi 3 spettacoli perché volevamo che i ragazzi, gli interpreti fossero perfettamente a fuoco con quello che era lo spettacolo e hanno fatto un lavoro, credimi, di recitazione, di canto, di balletti perfetto. Hanno fatto un lavoro bellissimo e quindi l'abbiamo filmato a Padova con i Dolly che si muovevano in su e in giù e poi al Politeama Rossetti di Trieste, che è un teatro splendido. Musica e cinema, quali sono i punti di contatto tra questi due arti, se ci sono? Ma secondo me c'è un grandissimo punto di contatto e ve l'ha dimostrato Morricone che con le sue musiche ha reso belli anche dei film brutti. Io credo che la musica unita all'immagine o l'immagine unita alla musica siano un perfetto tramite di comunicazione, arriva un segnale ben preciso. L'immagine senza la musica o la musica senza l'immagine perdono più del 50%. E i risultati sono stati sorprendenti. Monaca e laica, terra di promiscuità, fra i tuoi canali, fra i bacchanali, non manca mai. Dalla mostra di Venezia, Phil Mer, Chiara Canzian, Beatrix Niederwieser, Stefano Scaroni e Red Canzian, che sono quelli del musical e quelli del film di Casanova, salutano tutti gli amici di Antena 3, vi voglio bene, ve voi bene, se vedemo. Un saluto affettuoso da parte di Red Canziani e di tutta la sua famiglia perché davvero è stato un lavoro collettivo, un impegno enorme anche con dei rischi economici perché quando si fa partire uno spettacolo di questo genere non si sa mai dove si va a parare, invece grande successo a teatro, 88 repliche, adesso un film e un DVD che uscirà ad ottobre, quindi tanti complimenti al nostro amico Red. È tutto per oggi, saluto e ringrazio Francesco Ceroni in regia con Alberto Pivetta, ci vediamo stasera se lo vorrete a Focus alle 21:15. Buona giornata.